Dovrebbe essere tutto pronto per la partenza della quarta corsa dopo il ritiro all'ultimo istante di Drive Jet per Improvvisa in disposizione. Restano così in 8 al via degli 11 3 anni, tutte femmine. Lo schieramento: 2 Dabi Etoile, 3 Duchessa BFC, 4 Doluo, 5 Dark Ciba. In seconda linea 8 Drifa di Meletro, 9 Queen CS, 10 Dolce Petal, 11 Dubai Step. Favori per Dark Ciba, numero 5 Alessandro Gocciadoro al debutto. Macchina che lascia andare i concorrenti. Dark Ciba velocissima, conquista il comando nei confronti di Dabi Etoile. Parte molto bene dalle seconda fila Dubai Step, che però è all'esterno. In terza posizione c'è infatti Duchessa BFC davanti a Doluo, poi Queen CS, via via tutti le altre. Tanto i primi 200 completati dalla testa in 15,8. Situazione Numero che si è stabilizzata 11 Dubai Step, squalificato. alle sue spalle, con Dabi Etoile che precede Duchessa BFC Doluo. Intanto cavalli al completamento della seconda curva, con leader sempre Dark Ciba che affronta il passaggio davanti alle tribune, sempre seguita da Dabi Etoile e Duchessa BFC, mentre all'esterno cerca di farsi luce Queen CS. Davanti alle tribune Queen CS raggiunge Duchessa BFC che è seguita da Doluo, poi via via le altre. Intanto se n'è andato anche il giro iniziale in 1-3-2. Cavalli che si apprestano a completare il chilometro. 1:19:2 per chi guida, vale a dire Dark Ciba. Dabi Etoile in scia. Terza posizione per Duchessa BFC, all'esterno è sempre Queen CS, poi Doluo e le altre. L'errore di Queen CS a 300 dalla Numero conclusione. 9 Queen Intanto CS, non cambia nulla squalificato. tatticamente, ha spostato all'esterno Doluo, infilato all'interno da Drifa di Meletro, retta d'arrivo con in vantaggio Dark Ciba nei confronti di Dabi Etoile. Ultime battute, Dark Ciba viene a vincere nettamente, secondo posto per Dabi Etoile, al terzo finisce ancora Duchessa BFC. 1:18:3, debutto vincente per Dark Ciba, Alessandro Gocciadoro in sediolo, e ovviamente neanche l'allenatore per conto del signor Claudio Baldi. La quota da favorita, 1,80 al totalizzatore, 1,81 scusate, 1,80 quota fissa per la debuttante di Alessandro Gocciadoro, restante su ottima prova di qualifica